Ma qui cosa abbiamo? Non è un cannolo. No, questo non è un cannolo, è un normanno. Trovatelo nei migliori ristorantini che avete nel vostro paese. Ma come si completa questo dolce? Noi lo proponiamo con ricotta di pecora, rigorosamente di pecora, con poco zucchero e mandorle tostate all'interno. Rispetto al cannolo tradizionale, cosa cambia? Cambia l'impasto, cambia tutto? Cambia l'impasto, vabbè, poi ognuno all'interno mette quello che vuole come l'altro cannolo, ma l'impasto questo è molto diverso. Questo è fritto in olio extravergine d'oliva. E qui troviamo altre specialità di un comune siciliano, La cuddiredda di Delia, non poteva mancare la cuddiredda. un dolce storico. Storico, questo risale al 1300-1400. Quindi sempre con la stessa ricetta. Sempre con la stessa ricetta, non cambia nulla. Ecco, lo mostriamo un attimo nella sua confezione. Quindi ha una forma particolare. Ha la forma di una corona, questa ancora oggi viene realizzata tutta a mano. Si produce tutto l'anno oppure è un dolce che si utilizza? Ora, oggi, da quando ci siamo noi, si produce tutti i giorni e tutto l'anno. Una volta veniva fatto a Solamente Carnevale. per carnevale, sì. Oggi al Parco Ialari per presentare queste eccellenze. Un caro saluto allora. Ciao a tutti, vi aspettiamo.